pensa, tu stai cercando di risolvere un problema di crick. Di crick. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Tu che sei un maniaco di questa Vespa che la tieni in maniera quasi Pensavo religiosa. di averla finita, invece no. E invece no. Dici no? No, manca ancora qualche piccolo particolare perché fra un mese si parte per un'altra avventura. Dove? E questa volta nelle isole Gran Canarie andando giù per il Marocco. Grande. Siamo ritornati a luglio da il punto più lontano dell'Europa, a Capo Nord. Sempre con la Vespa? Sempre questa. Con la signora anche? No. Noi siamo di Udine, io sono con un mio amico di Udine e di Porcia. Abbiamo deciso in 4 anni di fare i 4 punti cardinali dell'Europa più lontani. Da dove? Sirmione. Da Sirmione, tutta la tirata? Tutta la tirata. Senza neanche una sosta a ombre, a salame? Benzina. Solo benzina? Benzina perché... Ma la sosta culinaria, perché adesso guardo lui che non è proprio asciutto. E anche lui che non è proprio asciutto. E poi ci aggiunge anche lui che non è... Quando è che fate la pausa pranzo? Ma la pausa pranzo la facciamo qua. Ah, e dopo? E dopo... Alle 5 uno spuntino? No, mangiamo sempre. Sì. È per quello, 3 volte al giorno, costante. Ciao. Guarda, qua abbiamo un rocker. Rocker, mi aspettavo di vedere Rocker con l'Harley Davidson, invece tu sempre fedele alla Vespa. Sì, non si abbandona mai. Vespe forever. Vespa forever. Ciao. E non plasticoni. Presidente del Vespa Club Delta del Po. È il 1° luglio. 1° luglio ci siamo. Tutti di ble vestiti, tutti griffati. E anche qua pancera anti-veggi. E anche con la pancera anti. Dove? La Fidenza. La Fidenza, ma è lunga, eh? È lunga. Ci siamo fatti aiutare però. A che ora siete arrivati? Siamo arrivati ieri. Ah, quindi prima volta che venite in Veneto? Sì, io sì, personalmente, loro non lo so. Cosa vi sembra? È un bel posto, Adesso c'è poco affollamento, sta bene. Ok, grazie, ciao. Niente. Il grande felice medaglia d'oro. Che tragitto era? Taranto? Milano-Taranto è la più bella manifestazione al mondo delle moto d'epoca. Le mille miglia delle 2 ruote. Quanti chilometri fai un anno con la Vespa? 30.000 chilometri. Grande, grandissimo. Col freddo vado meglio che col caldo. Già 10.000 li ho fatti i primi 4 mesi. Vespa Club Fiero. From Belgio! Allora, Vespa grande amore, guarda qua, Vespa Club Fiero. Belgium. Prima volta in Italia, no? No. Non è la prima volta. Diciamo, abbiamo fatto più raduni qua in Italia. Ostend, sempre Belgio? Sì, anche Insieme? siamo amici. Ah, foto insieme, vai. Marco, Marco, e il resto? Che gli altri sono là.
da San Giovanni, in provincia di Verona. Ciao ragazzi. Ma perché avete scelto la Vespa invece dell'Harley Davidson? Che voi avreste anche il look da Harley. Ce l'abbiamo nel sangue. Fa massa così, troppo americanate, abbiamo tirato su. Molto meglio la nostra storia Vespa italiana, ruspante. la storia italiana, no, storia americana, qua siamo in Italia. No, Abbiamo messo l'Italia nel dopoguerra. Grandi. ok, ciao. Sindaco di Rosolina, anche lei Vespa Club, vespista? Certo che sì, sempre presente. Ma Buona domenica a con tutti. che Vespa è? Con questa. Aspetta, vediamo se. Allora, io mi aspetto una Vespa blu come No, blu. essendo essendo un politico, vediamo. È grigia, è grigia. No, è grigia, è grigia. Allora il sindaco come che hai messo? Quindi anche il sindaco vespista. Da dove? Da Bolzano! Quanti chilometri? 250! Complimenti. Grazie. Grazie della vostra presenza. Allora, moglie e marito, uniti della Vespa, qua siamo amici di Mantova! quanti chilometri? No, andate 250! Non sono pochi, eh? No. Non sono pochi. Ma lei ti segue perché ha paura che tu faccia il birichino? Sì, sì. Ha ragione. Vespe Padane anche voi? Sì, sì, sì. Tutti Montegrotto Terme. Sì, siamo una 24, 25, una ventina, insomma, dai. Complimenti. Allora, io ho un sospetto. Dimmi. Che voi fate i raduni per andare a mangiare. No, questa è l'ultima cosa. Per il viaggio si fa. Se vuoi venire con noi a Belfast, andiamo su anche a Belfast. Grandi, grandi. Anche a grandi. Massa. Ciao Presidente, ciao.